Eccoci qua, carissimi amici, carissime amiche, con il nuovo oroscopo della settimana che va dal 6 al 12 settembre. Quindi l'oroscopo, diciamo, parla di problemi d'amore o meno e si va a scoprire segno per segno i problemi della settimana. Va bene? E iniziamo con l'oroscopo, ripeto, della settimana. Però prima di andare avanti con la lettura dell'oroscopo, vi voglio ricordare che il sottoscritto si occupa anche di legamenti e ritorni d'amore per coloro che vogliono far tornare il proprio innamorato oppure hanno avuto problemi sentimentali, vogliono recuperare il proprio innamorato o innamorata, io vi posso aiutare in questo. Basta contattarmi nel privato, raccontarmi la vostra storia e potete tranquillamente avere una risposta. Bene, allora salutiamo a Tony Esposito. Ciao Tony, buongiorno mister, mi dici l'acquario e le cose come stanno? Ok, Anto, resti in ascolto perché verrà anche la lettura dell'acquario. Però iniziamo con il segno dell'Ariete. Un saluto per tutti gli amici che mi seguono su TikTok, al mio profilo il maestro Cleo. Va bene? Andiamo con l'Ariete. Amore. Nuova settimana inizia piuttosto male per gli affari amorosi e sentimentali. Venere non dovrebbe essere in una posizione così buona, anzi, sarà in congiunzione con l'opposizione di Mercurio. Davvero difficile aspettarsi grandi cose da queste giornate di inizio mese. Dunque, questo aspetto varrà sia per i singoli per chi ha già trovato la propria anima gemella e vorrebbe qualcosa in più. Chiaro? E andiamo con la lettura del Toro. In amore il Toro, vediamo cosa succede. Queste giornate dovrebbero essere abbastanza tranquille, seppur non siano previsti grandi novità per voi, sia in coppia che da soli. Logicamente dovete un pochettino riguardarvi. Ci sarà poco da aspettarsi sotto al profilo professionale e probabilmente perché sarete piuttosto presi da quello professionale. Quindi dovrete comunque fare attenzione a come vi comporterete all'interno di un rapporto e a come deciderete di comunicare con una persona. Il segno dei gemelli. In amore. Questa di settembre sarà in una settimana in cui agirete con calma, vale a dire che non ci saranno disagi catastrofici all'interno della relazione, ma difficilmente potrete attendervi delle novità entusiasmanti. Nai nai nai. Specialmente se ultimamente le cose con il partner non andavano, ancora peggio. Momento poco importante anche per i cuori liberi. Il segno del cancro in amore potrebbe essere un periodo interessante soprattutto per chi ha detto o per chi ha qualcosa, una questione in sospeso, ecco, diciamo così. Non solo faccende che riguardano il partner o un nuovo rapporto conosciutivo, magari un legame di famiglia o con una persona speciale. Potrebbe provare a chiarire determinate cose e la probabilità di riuscita è davvero alta. Chissà però che un single non riesce ad avvicinarsi a qualcuno di appena conosciuto, soprattutto durante il fine settimana.
Ed ecco il leone, il segno del leone in amore. Le stelle di questa settimana sembrano promettervi bellissime emozioni, ma soprattutto tanta passione da vivere. Con chi amate sinceramente potrete darci dentro. Se invece con il partner avete avuto dei problemi, adesso potrete chiarire e trovare una buona soluzione per entrambi. Il weekend sarà sicuramente il momento migliore per l'amore che potrebbe portare qualche emozione in più a chi è ancora solo. Il segno della Vergine. Amore. Il pianeta dell'amore potrebbe non sostenervi a dovere e potreste trovarvi un po' smarriti. In questa settimana di inizio mese potrebbero esserci dei dubbi in prima linea, ok? Quindi dei dubbi per la testa che vi turbano un pochettino. Se avete voglia di trovare un punto in comune con il partner, non è assolutamente il momento perfetto per aprire una discussione, soprattutto prossimità del weekend. State calmi, facciamo il primo weekend e poi si fa discussione. Anche i single dovranno fare attenzione alle nuove vicinanze e al mod. Ok? Quindi fate bene attenzione e dateci dentro. Il segno della bilancia in amore. Niente male in amore, specie nei giorni che precedono il weekend. Saranno delle giornate abbastanza piacevoli per chi è impegnato in una relazione sentimentale. Non mancherà infatti una bella armonia con il proprio partner, una complicità che poi darà il giusto sostegno anche in altre situazioni. Quindi non detto invece che ci siano delle novità per i single. Il segno dello Scorpione. Le stelle di questa nuova settimana potrebbero essere particolarmente buone per voi. Con i sentimenti tutto andrà alla grande in questi giorni di inizio settembre. Col partner non mancherà la passione, per chi invece è single potrebbero esserci degli incontri più che interessanti, specie verso metà settimana. Venere e la Luna saranno dalla vostra parte e non vi deluderanno affatto in questo bellissimo periodo. Il segno del Sagittario, amore. Con tutta probabilità questa non sarà una settimana di grandi novità, almeno in amore. Le cose tra voi e il vostro partner dovrebbero proseguire senza grandi problemi. Sarete molto impegnati sul lavoro dove invece potrebbero esserci parecchie cose da fare, situazione abbastanza simile anche per i cuori più solitari. Il segno del Capricorno, amore. Attenzione alle modalità di approccio e al tipo di comportamento. Non sarete proprio al top, probabilmente in qualche rapporto potreste pentirvene. Per questo motivo è possibile che deciderete di chiarire con una persona vicina o al quale ci tenete tanto. Il principio è giusto per recuperare, insomma, le cose andranno per il meglio. Ed ecco il segno dell'acquario per il mio carissimo amico Antonio Esposito, acquario, amore, acquario. In questa nuova settimana dell'anno dovreste stare attenti al vostro rapporto del mese, scusatemi. In questa nuova settimana del mese dovreste stare attenti al vostro rapporto e alla vostra storia d'amore. Il fatto è che in alcune giornate di settembre potreste ritrovarvi a dover discutere insieme alla vostra dolce metà. State calmi, non fatevi influenzare, non fatevi schizzare e rimanete con i piedi per terra. Si dovrebbe comunque trattare di scontri di poco conto e per motivi tutt'altro che rilevanti. Qualche piccola tensione potrebbe animare pure le nuove conoscenze di chi è single. Si vedrà proprio in questi giorni cosa accadrà. E infine il segno dei pesci, amore.
La settimana inizierà in maniera totalmente tranquilla e potrete godervela alla grande. Se invece avete voglia di qualche emozione in più, dovrete attendere il weekend dove potrebbero arrivare delle speciali sensazioni. Venere e la Luna dovrebbero regalarvi un sabato e una domenica di settembre decisamente ottimisti per quanto riguarda l'ambito amoroso. Bene, 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 bene. Allora, abbiamo così terminato l'oroscopo di questa settimana che va dal 6 al 12 di settembre, ok? Io vi ringrazio a tutti quanti voi e vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana e come dico sempre io, che le stelle siano sempre con voi tutti. Un presto a risentirci, alla prossima. Ciao a tutti.